C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Dà voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Dopo 2 anni il Mussomeli ritorna in prima categoria attraverso una superlativa vittoria sul Bivona nella finale dei playoff di seconda categoria, disputatasi al comunale Nino Caltagirone. I ragazzi di Gelo Valenza, dinanzi a un pubblico delle grandi occasioni, hanno dominato la gara fin dal primo minuto, sfiorando il gol in diverse occasioni. L'incontro si sblocca al minuto 19 grazie a una precisa punizione dal limite del bomber Paolo Castiglione. Ottenuto il vantaggio, i locali, padroni del campo, cercano il gol per chiudere l'incontro. Nella ripresa ci pensa Alessandro Misuraca a porre la parola fine al discorso promozione incrociando al volo da posizione impossibile, realizzando la rete del 2-0. Ormai col risultato messo in cassaforte i locali si sono limitati a mantenere il possesso palla in maniera intelligente, cercando di non rischiare nulla in fase difensiva sino al minuto 92. Quando gli ospiti su azione di calcio d'angolo riaprono la gara con Maniscalco che batte l'incolpevole Margagliotta. È troppo tardi, al triplice fischio può iniziare la festa nissena per la promozione in prima categoria, il giusto premio per una stagione ad alti livelli. Onore però anche al Bivona, autore di un campionato positivo che ha fatto sognare sino alla fine i propri splendidi tifosi. Rimane così la delusione momentanea, ma per noi, come voi avete visto, oggi il Comune ci ha organizzato 2 pullman, le famiglie sono venute al campo, per noi è stata una festa, per noi disputare una finale in seconda categoria è stata un'impresa, per cui non siamo felici al 100% ma al 95%. Certo, se avessimo fatto il risultato si gioiva in un altro modo, ma siamo soddisfatti ugualmente. Ci riproverete il prossimo anno? Sarà come si dice, sarà a fine aprile l'anno prossimo, lungo il cammino, per adesso ci tenderemo, però quello che verrà, come si dice, quello che verrà di bene, di meglio si prenderà. Oggi è stata un'emozione fortissima, tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi a inizio campionato sono stati realizzati sia con il settore giovanile, tutte le squadre del settore giovanile, sia adesso con la ciliegina sulla torta che è arrivata con la prima squadra. Ce l'abbiamo fatta, siamo in prima categoria. Molti spettatori, oggi ci aspettavamo un pubblico così numeroso, ma è stata una sorpresa vedere tutte queste persone al campo sportivo, soprattutto perché non le vedevamo da molto tempo. Quali programmi per il futuro? I programmi abbiamo iniziato l'anno scorso con questo progetto, con la fusione di 2 squadre, e i programmi per il futuro sono quelli di non fermarci solo a questo, ma arrivare sempre a nuovi obiettivi e raggiungere sempre nuove mete. Con l'aiuto di tutti penso e spero che ci potremmo riuscire. Oggi sono contentissimo per aver centrato un'altra promozione in prima categoria. Avevo già vissuto questa emozione qualche anno addietro insieme al mister Valenza e oggi sono contentissimo. Questo è il frutto di tanti sacrifici fatti quest'anno da parte di tutti, dalla dirigenza, dal mister e dai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. La nostra è una squadra giovanissima comunque. A chi dedichi questo gol? Ma questo gol lo dedico a mia moglie e a mia figlia che proprio ieri sera praticamente è in procinto di nascere la mia primogenita, si chiamerà Giulia, e quindi non va che questa dedica a lei e a mia moglie, oltre che naturalmente ai ragazzi, al mister e alla società, ma il primo pensiero è per lei. Tanta emozione per tutti, per noi, per il pubblico, per i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo fatto questo progetto insieme alla società, volevamo vincere questo campionato e abbiamo lavorato tantissimo. Direttamente non ce l'abbiamo fatto perché c'è stata una squadra superiore a noi che è il Milena, però questi playoff li volevamo, abbiamo lavorato come pazzi e alla fine credo che abbiamo meritato ed è un'emozione molto bella perché è da 10 anni che Mussomeli non si vinceva un campionato e ritornare nel calcio, diciamo così, che conta, per noi è una grande soddisfazione e poi siamo veramente felici per tante persone che sono venute a Mussomeli, che era da tanto tempo che non avevamo tante persone e siamo felici soprattutto per quello. A chi dedichiamo questa vittoria?
Ma io personalmente la voglio dedicare a una persona che è mancata qualche giorno fa, il professore Barba, una persona a cui ero legatissima, e la voglio dedicare anche alla figlia di Alessandro che nascerà a giorni e a mio figlio che dovrebbe nascere fra 10-15 giorni. Non arrivo. No. Io ho dato ciò.